Toppeano, in provincia di Verona, ospiti di un ambiente creato dalla famiglia Rana che sposa due cose di cui l'ospite di quest'oggi, che è uno dei pochi che mette l'accento scrivendo il cognome, per evitare che si dica Sarcina, lei mette l'accento, giusto? Sì. Per dire Sarcina. Come lo sa? Perché leggo il biglietto da visita, perché sono un genio. Si No, legge. Ecco. no, e beh, sa come io Metto l'accento. faccio finta di essere preparato, ma in realtà leggo. Allora, Tony Sarcina, ma Tony o Antonio? E Antonio non Sarebbe era, Antonio. Tony era Giornalisticamente Tony. Tony. Firma della famiglia cristiana, dove si occupa di Alimentazione. gastronomia. Sì. E però lo intervistiamo appunto ospiti di questo ambiente che ha un ristorante alle spalle e un maneggio alla mia sinistra, perché lei una volta si occupò di una cosa che a noi di Fise interessa, perché sì, va bene i cavalli, però bisogna anche mangiare. E lei una volta fece che cosa? Ma una volta un amico, che poi era l'art director di Amica, disse: volevo mettere in piedi una guida per chi ama i cavalli, e cioè chi va a cavallo. E dice: come fa uno che va a cavallo a trovare dei posti dove mangiare e dove si stia bene? Come fa? E quindi segue la guida, io gli faccio un'indicazione geografica dove va, dove ne deve trovare difficoltà, e facciamo una guida interessante di ferie e di festa, anche se si diceva allora, e forse vale anche oggi, che chi andasse a cavallo aveva disponibilità, aveva il cuoio, l'odore del cuoio. Tant'è vero che la Il guida... profumo dei soldi? Sì. Diciamola come non è così, in realtà si può avere i cavalli E anche quindi senza avere tanti volevano soldi. ristoranti di una certa qualità. Però la domanda era difficile, perché io facevo delle guide, già segnalavo ristoranti d'alto bordo dove si arrivava con le Rolls Royce, le Jaguar, eccetera, in bicicletta, no, per i snob. Però col cavallo non era mai capitato. E quindi feci un'indagine su una quarantina di locali in Italia che fossero disponibili ad accogliere, ma che avessero l'attrezzatura per poter accogliere nel modo migliore. Per arrivarci a cavallo o con il trailer? Arrivare a cavallo. A cavallo. A cavallo. Un posto dove mettere il cavallo Sì. fuori dal ristorante. Sì, c'era poi questo, che in alcuni casi il suggerimento era: però non potete andare a cavallo da A, e quindi arrivate nei pressi, fate quello che dovete fare nei maneggi, nelle visite ideali, e poi però vi fermate a mangiare come si deve. Ma qual era la caratteristica? Che il ristoratore doveva avere una disponibilità per rifocillare anche il cavallo nel modo corretto. Quella guida esiste ancora? È molto vecchia, credo di avere qualche esemplare, era fatta con una copertina di cuoio da sella, e quindi Addirittura. sì, era una cosa... La riscriversi oggi sarebbe molto diversa? Forse no, perché è una selezione che si fa, e ci sono più posti oggi rispetto a 30 anni fa Un posto come questo qui della famiglia Rana come c'era? potrebbe essere questo. C'era? Ce n'era qualcuno. Questo No, c'era? non così, questo no. Questo no. Questo no. Questo Facciamo no. un appendice allora. Infatti sono qui oggi per vederlo per la prima volta, perché sono amico della famiglia Rana da moltissimi anni. Ma i cavalli ti piacciono? Moltissimo. Grazie mille. No, grazie a lei. Salve.